Attenzione, tifosi del Napoli! Grandi movimenti sul mercato dei trasferimenti e il futuro di Kvicha Kvaratskhelia sta per essere deciso. Nel frattempo, il club sta già lavorando alle alternative per rinforzare la squadra di Antonio Conte. Prima di entrare nel dettaglio di queste trattative, godetevi il video e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli. Kvicha Kvaratskhelia è molto vicino a lasciare il Napoli per il Paris Saint-Germain. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, la trattativa è in fase avanzata e la prossima settimana è previsto un incontro tra PSG e Napoli per definire i dettagli. L'offerta dei parigini si aggira intorno ai 70 a 75 milioni di euro e potrebbe includere nell'affare un'alternativa con il difensore Milan Skriniar. In questo scenario, Skriniar arriverebbe in prestito, con il PSG che coprirebbe i costi salariali, portando il totale dell'affare a 80 milioni di euro. Con la partenza praticamente certa del georgiano, il Napoli si sta già muovendo per trovare un sostituto adeguato. Tra i nomi in lista, il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini è emerso come una delle principali opzioni. Il club sta valutando anche l'ala del portogaleno, che ha dimostrato di avere le potenzialità per ricoprire un ruolo da attaccante. Tuttavia, la trattativa non sarà facile e il Napoli sta esplorando altre alternative. Federico Chiesa del Liverpool, inizialmente preso in considerazione per sostituire Kvaratskhelia, dovrebbe rimanere in Premier League fino alla fine della stagione, mentre Edon Segrova del Lille sembra fuori portata a causa della resistenza del club francese a venderlo. Il Napoli si trova di fronte a una decisione cruciale se vuole rimanere competitivo sia in Serie A che in Champions League. E voi, tifosi, chi pensate sia il nome migliore per sostituire Kvaratskhelia? Pellegrini, Galeno o un'altra opzione sul mercato? Lasciate un commento e continuate a seguire il canale per ulteriori notizie.